Non sei tu a essere sbagliato. È lo sguardo di chi giudica che deforma. Ogni corpo è diverso. La vergogna è negli occhi di chi offende. È lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il body shaming promossa dall'onorevole Semenzato, prima firmataria della legge che ha istituito il 16 maggio la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Ricordo che siamo la prima nazione che ha fatto un provvedimento specifico contro la denigrazione del corpo, che è il primo atto di violenza da cui poi inizia quell'escalation che riguarda tantissimi giovani ragazzi e tantissime giovani ragazze, ma riguarda anche noi adulti. Abbiamo messo il focus sul valore della denuncia, di usare parole gentili online e offline, ma anche di essere promotori della cultura del rispetto e soprattutto in caso di episodi di bullismo di alzare la mano, di rivolgersi ai genitori piuttosto che ai docenti in famiglia per denunciare naturalmente alle forze dell'ordine, perché attenzione, dietro il body shaming, dietro il bullismo c'è un reato previsto dal nostro codice penale, dallo stalking alla diffamazione, alle offese alle persone, fino all'istigazione al suicidio. La campagna, presentata davanti a centinaia di studenti all'M9 di Mestre, ha l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare soprattutto i più giovani sul fenomeno del body shaming. Il ruolo della scuola sull'educazione, soprattutto l'educazione alla lotta contro il bullismo, al body shaming, è un principale, fondamentale. I ragazzi sono maestri prima di noi adulti nell'educarsi ed educare. Dobbiamo solo aiutarli e soprattutto saperli ascoltare nei momenti di necessità, nei momenti del bisogno. Presente il consigliere regionale Borgia, che ha raccontato la sua esperienza come vittima di body shaming e che lancia un messaggio. Ho voluto dare voce invece a tutte quelle persone che purtroppo per queste offese si sentono impotenti, si rinchiudono in casa, soffrono e a loro voglio dire: uscite da queste stanze, uscite da questa situazione, cercate di impegnarvi nelle vostre passioni, con le vostre idee, con i vostri valori e cercate di fare qualcosa di speciale. Siglato anche un protocollo con Coldiretti che porterà la campagna di sensibilizzazione nei mercati.